Carnevalum. Il carnevale ambrosiano dura 4 giorni in più che in tutto il resto del mondo. Infatti finì ieri il martedì Gras in che in tutto il mondo, almeno due se che se vedrei al calendario della Gesa, in cui è cominciata la Quaresima, con il mercoledì cosiddetto delle ceneri, della scendera, con le ceneri messe sul capo dei fedeli. E quindi il carnevale ieri è terminato. Non così per il rito ambrosiano, quindi a Milano e nella sua diocesi, o quantomeno in tutte le aree, le zone che sono la maggior parte della diocesi di Milano, oppure anche laddove si segue il rito ambrosiano pur non nella stessa diocesi. E il Carnevalum, perché da tempo immemorabile, dai primi secoli cristiani, perché la tradizione si fa risalire a Sant'Ambrogio, ma non c'è certezza di quando si possa dire che è incominciato questa tradizione. E il carnevale per i milanesi è dura 4 giorni in più. Dunque, in che siamo al primo del Carnevalum, mercoledì Gras per noi, perché per gli altri è stata settimana passata. Domani sarà giovedì Gras e per tutto il resto del mondo giovedì Gras è sta giovedì passato, perché sarà venerdì e sabato Gras finalmente, quando finirà anche il Carnevalum e con la prima domenica di Quaresima incomincerà proprio appunto la Quaresima o Quaresima, il periodo che prepara la Pasqua, quindi i famosi 40 giorni, Quaresima, i 40 giorni che preparano la Pasqua. Il Cherubini, nel suo modo sempre preciso di definire le cose, dice che Carnevaluno, carnevale di Sant'Ambrogio, fra noi significa più particolarmente lo spazio di tempo che corre fra il mercoledì delle ceneri e la prima domenica di Quaresima, tempo che per un uso speciale della nostra città, a nessun'altra comune, si passa qui in divertimenti carnascialeschi, cioè di carnevale. Quindi si può mangiare anche la carne, o quantomeno una volta si poteva ancora, adesso il precetto del magro è limitato ai venerdì di Quaresima, una volta tutta la Quaresima era de Mager, e appunto si possono fare le feste. Adesso in un periodo che le feste si può fare ben poco, però se non altro in casa con qualche parente, qualche amico, tenendo le dovute precauzioni per le circostanze di questo periodo, si può festeggiare ancora il carnevale per 4 giorni. Dunque dopo faremo la penitenza, si metteremo a fare i bravi, a fare i fioretti, no? E sti di chi potremmo festeggiare il carnevale, o meglio, come dicono in Cabrusian, il Carnevalum. Ciao a tutti!